Ancora questa scia di maltempo anche fuori, diciamo, dall'Italia. Anche in Grecia, davvero una cosa spaventosa. Un tornado ha causato un casino davvero esagerato, come dico io. Quindi ha proprio fatto violente grandinate, proprio chicchi di ghiaccio che volavano ma giganteschi. Diciamo che ha fatto molti danni. Addirittura 6 turisti purtroppo non ce l'hanno fatta e almeno 30 persone, per quanto sappiamo per ora, sono rimaste ferite nella nottata, diciamo. Quindi davvero un casino. Anche non è un problema a livello solo dell'Italia, ma è a livello un po' generale. Questo maltempo, diciamo, non era solo al nord, ma sta colpendo anche varie parti del mondo. Quindi questo cambiamento climatico è presente un po' dappertutto. Questo tornado è durato anche molto, in effetti. Difatti dai suoi testimoni intervistati sarebbe durato più o meno una ventina di minuti. Cioè ha fatto piazza pulita di tutto quello che ha incontrato sulla sua strada. Quindi, come detto anche nel titolo del video, è stato un fenomeno senza uguali, con venti davvero furiosi e bombe di ghiaccio che volavano nel cielo. Quindi la regione ha dichiarato lo stato di emergenza, perché davvero è capitato di tutto, è volato via quasi tutto. Quindi ora devono ricostruire, come stanno facendo anche in Italia. Quindi questo clima che sembra più impazzito. Ciao Alessandro. Quindi a causa di questi contrasti termici tra, diciamo, aria fredda e aria calda, e poi succede quello che vediamo noi, cioè che succede proprio la fine del mondo nel vero senso della parola, perché si hanno dei fenomeni potentissimi. Difatti vedete che succede a Pescara, che è successo in Grecia, a Milano. Cioè fenomeni che fanno paura, parliamoci chiaro. Qui volano auto, volano alberi, sradicano alberi che erano secolari. Cioè una vera forza della natura si esprime con tutta la sua potenza, in effetti. Quindi anche qui purtroppo mi dispiace, un sentite condoglianze a tutti purtroppo questi 6 turisti che sono andati per vacanze e purtroppo ci sono rimasti. Guarda, qui anche qui ci sta un po' di vento, la verità, e oggi si sta bene. Non piove, non... il sole è un po' tiepido, però c'è sta questo vento che fa stare fresco. No, Apocalisse non direi, Maria, io direi più questo che cambiamento climatico, in effetti, che purtroppo vedi freddissimo, caldissimo, a contatto tutte e due innescano tipo un casino. Quindi non è questo il problema è proprio che purtroppo le stagioni sono cambiate. Questo è il problema, cioè non ci sta più primavera, inverno, autunno, estate, no? Mo si passa da più 43 gradi, arriva una perturbazione che sta a 2-3 gradi, vanno in contrasto e succede la fine del mondo, nel senso che succedono queste cose, tornado, chicchi di grandine quando una palla di baseball. Cioè vola di tutto davvero. Alberi che vengono strappati dal terreno, cartelloni pubblicitari che volano, macchine che galleggiano sull'acqua. Quindi un casino proprio. Quindi non è un problema di apocalisse, è proprio un problema a livello climatico. Cioè proprio il clima che non è più quello di una volta, questo è. Anche se a volte qualcuno dice, in video che ho fatto anni fa, si parlava di manipolazione del clima. Cioè in effetti che si pensa che forse l'uomo riesca a influire sul clima. Ma questa è una teoria, come dicono tanti, può essere come dicono tutti i complottisti, può essere una cosa così, ma forse qualcosina di vero forse ci può anche stare, perché sono stati proprio, ogni anno questi fenomeni diventano sempre più assurdi.
Sì, sì, ho visto un video dove un ragazzo, una macchina nuova, aveva tutti i vetri, diciamo, rotti e proprio la carrozzeria aveva proprio questi bozzi proprio di grandine. Cioè, quella macchina è da rifare da capo, in effetti una macchina nuova, quel povero ragazzo, a parte i vetri, ma deve rifarla di nuovo perché c'ha proprio botte di grandine dappertutto, come se qualcuno con un martello si fosse messo lì a martellare tutta la macchina. Cioè, è una cosa allucinante proprio. Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito, mancano 2 minuti per le 13, quindi credo che... Sì, sì, una macchina nuova, proprio questa è una macchina nuova sto ragazzo. A parte i vetri che potevano essere messi di nuovo, parabrezza e tutto, ma poi la carrozzeria è tutta ammaccata. Cioè ci stanno 200-300 botte, capisci? Cioè è da fare da capo quell'auto. Secondo me fa prima andare a comprarla che a ripararla. Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito, oppure chi sta male, chi sta al lavoro, buon lavoro. E ci sentiamo sperando qualche volta di dire qualche notizia positiva. Ah sì, i carrozzieri avranno molto da lavorare sicuramente. Sì, sì, Katia, sì. Vabbè ragazzi, buona giornata a tutti. Spero di fare un video qualche volta, qualche notizia positiva. Ciao, buon pranzo pure a te Ale. Quindi ragazzi, ci sentiamo alla prossima sperando che stavolta dico qualche cosa di buono. Mi dispiace purtroppo, ma le notizie sono queste, quindi non posso farci nulla. Ciao ragazzi e buona giornata. Buon pranzo a tutti, anche a te Katia, ciao.